Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Veneto 1 con voi, ben trovati da Mattia Zanardo. Si avvicina il Natale e il comune di Treviso ha predisposto una articolata, ricca serie di eventi, appuntamenti, spettacoli proprio per animare al meglio la città in questo periodo festivo. E allora, per presentarci questo cartellone, questo Natale incantato, per usare il titolo ormai tradizionale delle varie iniziative cittadine, come dicevo, per presentarci questo cartellone, ma non solo, anche i molti altri progetti in ambito culturale che sono in campo in città in questi e nei prossimi mesi. Abbiamo nostra gradita ospite, l'assessore ai beni culturali, al turismo del comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, assessore, partiamo proprio dal Natale, insomma è un po' come dire il tema del giorno, Natale incantato. Dicevamo, il nome non cambia, anche la formula insomma di questo cartellone che raccoglie diversi spettacoli, diversi appuntamenti, mercatini, show, ma poi vedremo insomma magari anche un po' più nel dettaglio. Anche la formula è collaudata, c'è però una novità insomma, perché i colori del Natale tradizionali sono il rosso, l'oro, però a Treviso quest'anno il Natale sarà anche e soprattutto verde, green. Insomma, avete scelto di organizzare una rassegna con questo filo conduttore dell'ecosostenibilità. Sì, allora questo per varie ragioni. Intanto per continuare il nostro messaggio di vicinanza ai comuni che, ahimè, hanno vissuto la tragedia della tempesta Vaia. Ed ecco perché, diciamo, il sottotitolo del Natale sarà la rinascita del bosco, quindi un significato di rinascita. Ma anche perché, oltre a far divertire, abbiamo pensato di lanciare un messaggio che è quello di per l'ambiente. Facciamo tutti parte di un unico mondo, siamo parte integrante della natura, quindi come non faremo male a noi stessi, non dobbiamo far male alla natura. Ovviamente questo messaggio lo lanceremo anche in maniera divertente a misura di bambino, quindi introduco una delle novità di questo Natale che sarà l'ecomagia, appunto degli spettacoli proprio dedicati ai bambini con come dire questo doppio cotè sia di sensibilizzazione ambientale, ma anche naturalmente, trattandosi di bambini, in modo ludico, divertente, con la magia. Sì, e questo è allora l'ecomagia o l'Eco Magic Christmas, come abbiamo chiamato questo mini festival. Prenderà vita nel weekend del 6 e dell'8 dicembre, quando veramente Treviso sarà una magia in tutte le piazze. Ci sarà una vera e propria scuola di magia sostenibile, quindi sotto la loggia incantata i bambini impareranno a diventare maghetti del riciclo, grazie a Master of Magic, che era stato con noi quest'estate con Arte Magica. Visto il successo della magia, abbiamo pensato di riproporlo in una chiave diversa, e alla fine di questi mini corsi i bambini riceveranno proprio un attestato di maghi del riciclo, quindi qualcosa di divertente, ma anche attraverso il riciclo far capire il ciclo di vita di un oggetto, e quindi anche come siamo tutti collegati, l'importanza della biodiversità, però in maniera ovviamente divertente. E tra l'altro, appunto, proprio per questa anima green, ad esempio avete pensato, diceva lei, al riciclo, ma anche alle luminarie classiche del Natale, anche queste però insomma con attenzione all'impatto ambientale. Sì, diciamo che abbiamo fatto attenzione in tutti i dettagli, quindi per esempio tutta l'energia che illuminerà l'albero, ma anche la loggia incantata, piuttosto che un'altra novità che è la casa di Babbo Natale, è certificata da fonte rinnovabile. Così come un'altra novità è che le stelle, le mitiche ormai stelle di Treviso sull'acqua, sono a LED, quindi con un consumo energetico inferiore. Quindi abbiamo cercato di curare tutti i dettagli per lanciare appunto questo messaggio veramente molto importante, più che mai in questo momento storico. E così abbiamo fatto contento anche l'assessore Alessandro Manera, l'assessore all'ambiente, appunto, che ha collaborato con l'assessore Colonna Preti nell'organizzare questi eventi proprio nell'ambito dell'ambiente, dell'impatto ambientale. Sì. Questo è un tema su cui il Comune di Treviso, altro tema su cui il Comune di Treviso sta lavorando, proprio appunto con l'assessorato ovviamente all'ambiente. Ecco, assessore,
lei lo citava così en passant poco fa, ci sarà naturalmente l'albero ormai immancabile in piazza dei Signori. Sì, infatti quello che stiamo cercando di creare è delle tradizioni, quindi attraverso tutto l'anno vogliamo creare dei momenti ormai importanti, riconoscibili, appunto tradizione, quindi tradizione è ciò che piace, che viene poi reiterato nel corso del tempo, però ogni anno cerchiamo di aggiungere delle novità, o anzi, come dice il nostro sindaco, dobbiamo farlo sempre meglio, quindi alzare l'asticella. Quindi l'8 dicembre alle 5 di pomeriggio tutti in Piazza dei Signori, perché ci sarà di nuovo l'accensione dell'albero. Quest'anno l'albero è un po' diverso, è ancora più alto, ancora più bello, sempre grazie all'amicizia con il comune di Brunico, e ci sarà uno show magico, quindi non svelo i dettagli, sarà un qualcosa comunque legato alla natura, sempre grazie al team di Master of Magic, che tutto il giorno sarà per le piazze cittadine con l'ecomagia di strada, poi si riuniranno in Piazza dei Signori e aggiungeranno questo tocco magico all'accensione. L'8 dicembre alle 17 diamo già appuntamento in Piazza dei Signori, mentre 48 ore prima, insomma anzi un po' meno, perché il 6 dicembre alle 18 ci sarà l'inaugurazione, qui intanto mostriamo in favore di telecamera la brochure degli eventi, e lo vedete richiamato anche nella grafica, insomma la torre civica, l'albero e gli alberi, perché come accennava l'assessore, la loggia dei Cavalieri diventerà una sorta di piccolo bosco. Anche qui ormai la loggia è diventata un appuntamento, infatti mi ha fatto piacere perché tutti mi chiedono allora quando torna la loggia incantata, quindi ormai la loggia è sempre incantata. Dopo il successo dell'anno scorso. L'anno scorso era ispirata al Bosco del Cansiglio. Quest'anno invece è un piccolo bosco che rinasce, quindi sarà un bosco con tanti piccoli abeti, sempre con noi l'artista Diego Sacillotto, che l'anno scorso aveva dipinto la libreria Tarantola. Quest'anno sarà un bosco all'alba proprio per essere sinonimo di ricrescita, e la maggior parte degli arredi, quindi anche i piccoli ceppi, le seduti, sono di riciclo e vengono dai territori appunto che sono stati disastrati ahimè dalla tempesta. Dagli alberi abbattuti da vaia. Grazie a un'amicizia con vari comuni, ci ha aiutato il comune di Falcade. A simbolo ovviamente di questo poi sono circa 100 mini abeti che costituiscono l'allestimento, verranno piantumati poi alla fine in un'area da reimboscare, e poi ovviamente ci sarà la parte luccicante, quindi cascate di luci ovviamente che non possono mancare, perché insomma il Natale è gioia, condivisione, famiglia, oltre che un pensiero positivo per l'ambiente. E quindi in questo scenario appunto incantato della loggia si svolgeranno molti degli eventi del programma natalizio, ma poi tanti altri saranno nei quartieri, ci saranno alberi e poi anche alberi di Natale in tutti i quartieri. L'accensione, i cori, i mercatini, il programma è veramente ricco, oltre 100 eventi. Tra l'altro ricordo che tutto il programma si può trovare nel sito del comune di Treviso e anche su tutti i nostri mezzi social, quindi ormai è diventata mitica pagina Treviso Incantata di Facebook, la pagina Facebook del comune, e ovviamente se seguite i profili miei oppure del sindaco, oppure ovviamente seguite Radio Veneto 1, potete trovare tutti gli appuntamenti. Certamente non mancheremo di divulgare, insomma, cercando di star dietro ai tanti appuntamenti in calendario. Uno però lo ricordiamo, anche perché è proprio stato lanciato freschissimo in queste ore, un concorso fotografico dedicato proprio al Natale incantato e rivolto ancora una volta soprattutto ai giovani e giovanissimi. Sì, questa è una cosa divertente, ma che ha anche un risvolto turistico, perché oggi sempre di più poi le mete si scelgono, vengono evidenziate perché si cercano sui social, poi Instagram fa da padrone, e mai come l'anno scorso a Natale, grazie a questo concorso, ci siamo accorti che la pagina con l'hashtag di Treviso era diventata veramente bellissima, quindi lo riproponiamo. Basta scattare una foto che abbia a che fare col Natale di Treviso, mettere l'hashtag 3 in numero Treviso Incanta e poter partecipare, appunto vincere dei premi. La premiazione finale ovviamente si terrà sotto la loggia incantata il 28 dicembre, quindi un modo di divertire, coinvolgere e far vedere quanto è bella Treviso a Natale. A Natale e non solo. E a proposito di turisti, ci si augura che ne arrivino parecchi con l'altro grande evento che è in partenza ormai proprio tra pochissimi giorni, il 30 novembre, ovvero la grande mostra a Santa Caterina Natura in Posa. Sì, assolutamente. Tra l'altro anche con un po' di emozione oggi ho fatto col sindaco la prima visita e devo dire che è veramente bellissimo. Piaciuta tutto?
Sì, piaciuta, è molto emozionante perché devo dire, lo ripeterò sempre, un conto è vedere dei capolavori in foto e un conto è trovarseli a 70 centimetri. Vedere questi capolavori assoluti, perché ricordo che la maggior parte dei quadri inediti in Italia, oltre 50 telecapolavori che vengono dal Kunst, quindi alcuni proprio inediti perché magari vengono dai depositi. Più prestigiosi musei di Vienna. No? Sì, diciamo che uno, insomma, dei 5 più grandi musei al mondo, certo. Considerato che perché è così prestigioso, perché questo museo, che tra l'altro è stato uno dei primi gratuiti al mondo, nasce con la collezione degli Asburgo. Quindi all'epoca gli Asburgo, una delle famiglie più potenti d'Europa, dal mondo, quindi potevano chiaramente permettersi le opere d'arte più belle. Quindi vedere questi quadri, la massima esplosione, per esempio c'è un quadro bellissimo di Bruegel, il mazzo di fiori nel vaso blu, vederlo da vicino è la sindrome di Stendhal, perché ha una maestria incredibile. Tra l'altro, una cosa curiosa da dire ai telespettatori è che all'epoca erano dei veri e propri status symbol per varie ragioni. Questo quadro in particolare perché per dipingerlo c'era una tale varietà di fiori ritratta che per dipingerlo l'artista ha dovuto aspettare proprio la fioritura di fiori diversi. Quindi questo dettaglio aggiungeva valore a questo tipo di quadro, tanto che infatti questo tipo di quadro fu in possesso del famoso cardinale Borromeo di Milano, che era quello che poi acquistò anche la famosa Natura morta di Caravaggio. Quindi insomma sono poi quadri che hanno delle provenienze veramente importanti e delle storie straordinarie da raccontare. E anche di questo poi avremo modo sicuramente di parlare, di questa mostra che si apre a Santa Caterina, e invece sono già partiti, Assessore, anche questi da pochi giorni, i lavori nell'altro polo museale trevigiano, vale a dire il Bailo. Insomma, si completa il restauro del storico del primo museo trevigiano. Certo, quindi qui un'altra collaborazione, quindi abbiamo parlato dell'assessore Manera, l'assessore Zampese ai lavori pubblici, e questo sarà un altro progetto importantissimo per la città, che andrà anche a ridefinire poi i suoi poli culturali. Verrà nominata a breve una commissione che dovrà occuparsi del progetto museologico, perché ricordo che adesso il Bailo più o meno finisce con gli anni 20, insomma del primo Novecento, quindi si amplierà all'arte contemporanea, quindi al moderno e al contemporaneo, e la grande novità sarà che ci saranno degli spazi per esposizioni temporanee molto importanti, quindi vuol dire che dal suo completamento, presumo per la primavera del 2022, per star certi, vuol dire che potremo avere una grande mostra anche al Bailo. Quindi per la città di Treviso vuol dire servizi ovviamente in più, perché ci sarà una caffetteria, ci saranno delle sale anche per riunioni, congressi, proiezioni importanti, ma vuol dire che la città di Treviso potrà ospitare 2 grandi mostre, quindi un arricchimento molto importante, oltre che un'apertura al contemporaneo voluta e sentita dalla città, che arricchisce e amplia ancora la visione culturale, poi in previsione di partecipare al bando Cultura 2022, quindi ci prepariamo. E a proposito di spazi, ripartita anche la stagione del teatro comunale, insomma ne abbiamo parlato anche dai nostri microfoni, anche con l'assessore Colonna Preti varie volte, insomma del teatro, questa nuova era sotto l'egida dello Stabile del Veneto. La stagione di prosa è iniziata proprio la settimana scorsa con Marco Paolini, dopo l'antipasto dell'autunno musicale comincerà anche la stagione concertistica, insomma tra l'altro ne approfittiamo per ricordare, siete protagonisti. Proprio, esatto, con l'orchestra dei solisti di Radio Veneto 1 l'11 dicembre. Ecco, insomma i primi riscontri vi soddisfano? Sì, molto positivi, c'è ancora tanto da lavorare, quindi in realtà stiamo già pensando al futuro, perché al di là di questa stagione i numeri ci danno, insomma il Teatro Stabile contenti, quindi il numero degli abbonamenti e anche i riscontri poi della gente sono molto positivi, ma stiamo già ovviamente pensando ad un futuro, quindi come rafforzare e rilanciare il premio Totti dal Monte, come diventare ancora più forti poi nell'opera, quindi le novità per il prossimo anno sono già in atto, quindi come aprirsi con oltre la scena, quindi essere sempre più vicini anche al pubblico, aprire proprio il teatro. Abbiamo un'altra iniziativa lanciata dal nostro sindaco, tenerlo aperto, quindi aprirlo anche alle visite turistiche, quindi e anzi coinvolgerlo in tutte le attività della città, perché ricordo che il 7
7 dicembre, tra l'altro lanciando un altro appuntamento, ci sarà proprio uno spettacolo del Teatro Stabile sotto la Loggia Incantata, e porteranno proprio una riduzione dello spettacolo Da qui alla luna e dintorni, che ricorda e narra le voci della notte della famosa tempesta di circa un anno fa, della tempesta Vaia. Quindi sempre di più in realtà Treviso è un grande polo culturale di alchimie e sinergie che giocano a vicenda. Quindi anche il Teatro Stabile, tra l'altro anche il Teatro Stabile sarà patron della mostra Natura in Posa, e quindi gli artisti dello Stabile verranno poi a visitare la mostra, quindi è bello come questo scambio, stiamo lavorando assieme, e questa è una cosa su cui puntiamo molto, come un nuovo modello di marketing territoriale che coinvolge veramente tutti, in primis i cittadini, quindi stiamo puntando molto anche sulla comunicazione, il coinvolgimento attivo e l'entusiasmo poi nel rendere più persone possibili partecipi alla vita culturale della città. E a proposito di comunicazione, non era preparata, ma insomma l'assessore lancia questo assist, non lo abbiamo detto prima, lo ricordiamo, è da poco online anche il nuovo sito dei musei civici, insomma completamente rinnovato. Certo, grazie, quindi perché anche quello è stato un progetto comunque molto importante, ci è voluto quasi un anno di gestazione di questo sito. Ci voleva un po' uno svecchiamento, in effetti. Ci voleva uno svecchiamento, infatti mi fa piacere, anzi grazie, perché ci sono tante novità che riguardano proprio uno svecchiamento, anche dal punto di vista dell'allestimento, perché vi invito poi, oltre a visitare la mostra Natura in Posa, a venire a visitare il nuovo bookshop. Quindi il Museo di Santa Caterina avrà degli spazi rinnovati, quindi sia un bookshop che pian pianino si arricchirà anche di tanti prodotti, anche si aprirà all'artigianalità del territorio. E poi una grande novità, perché torna la Sala Coletti con un allestimento tutto nuovo, e anche lì poi penseremo di aprirlo sempre di più al pubblico con una serie di iniziative. Stiamo pensando dei cineforum, ovviamente la didattica è molto importante, perché ricordo che poi la mostra, tutte le attività didattiche saranno gratuite per i ragazzi, 800 scuole, quindi oltre all'offerta culturale stiamo puntando molto anche nell'arricchire i servizi. Poi cultura vuol dire anche offrire servizi gratuiti alla cittadinanza, quindi stiamo facendo veramente il più possibile. Imprescindibile oggi, certo, per una fruizione moderna. Sì. E allora, in conclusione di questa nostra chiacchierata con Lavinia Colonna Preti, assessore ai beni culturali del Comune di Treviso, guardiamo proprio al futuro, perché assessore, il MIBAC, il Ministero dei Beni Culturali, ha messo online il bando per la Capitale della Cultura d'Italia 2021. Treviso si candiderà? Allora, 2021 non possiamo, perché esplicitamente nel bando è scritto che non possono candidarsi le città che hanno partecipato, che si sono candidate al bando precedente. Quindi, come dicevo prima, ci stiamo già preparando al 2022. Dobbiamo saltare un giro. Saltiamo un giro, ma meglio, perché abbiamo la possibilità, con tutto questo progetto di marketing territoriale che stiamo mettendo in piedi, già pensando al bando, di presentarci veramente con qualcosa di importante che va anche oltre, che va al di là del territorio comunale, che quindi coinvolga anche la grande Treviso. Quindi siamo pronti, ci stiamo preparando. E quindi appuntamento allora al 2022. A questo punto appuntamento invece nei prossimi giorni, a partire dal 6 dicembre, e poi via via con tutti serrati calendario di eventi per Natale Incantato, appunto il programma. Abbiamo visto anche le immagini dell'accensione dell'albero dell'anno scorso, del 2018, che anche sui nostri canali social ha totalizzato un boom di visualizzazioni. Davvero siamo a centinaia di migliaia di visualizzazioni. Quest'anno vedremo anche qui di fare ancora meglio con questa nuova accensione. Grazie a Lavinia Colonna Preti per averci presentato questo ricco calendario di appuntamenti a Treviso. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia a tutti voi, e l'appuntamento è naturalmente per i prossimi speciali sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e poi sui nostri canali video, i nostri canali social. A risentirci e a rivederci, a presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.